Oggi è il 27 gennaio, il giorno della memoria, e io lo passo ricordandomi che tra qualche giorno ho un incontro. Lei è la mia amica Giulia. Ci ho messo un sacco di tempo per convincerla ad allenarci anche oggi. A quanto pare le porto un parente in un campo di concentramento. Era ebreo, ma la sua famiglia è qui da un sacco di tempo. Sapete, io non ho mai capito questa storia del razzismo verso gli ebrei, perché come poteva esistere gente talmente stupida da fare del male a gente innocente? Devi tornare subito a casa? No, devo aspettare che vengano a prendermi. Allora mi sa che aspetto qui con te. Cos'è quella? È una macchinetta per girare le sigarette. Ci metti un po' di tempo, ma io a mano non riesco a girarle. Dovresti vedere un mio amico, le fa perfette, cioè sembrano sigarette vere. Sono i tuoi amici che devono venire a prenderti. Sì, hanno detto che sarebbero stati qui entro 10 minuti, ma potrebbe passare anche un'ora. Li conosco. Sono un po' fuori di testa, però sono simpatici. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through. Come vanno gli allenamenti? Bene, ma avrei voluto avere più tempo per allenarmi. Dai, te la caverai. Però se non la finisci con questa schifezza, gli allenamenti non serviranno a niente. Ma lasciala stare. C'è Giulia. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Yes, I love you. Dovresti conoscerli. Tu ne hai amici, oltre me intenda? Sai, non ci conosciamo da molto, quindi vorrei sapere qualcosa in più su di te. Con questo non voglio essere invadente, però, boh. Vorrei farti capire che se vuoi parlare di qualcosa puoi farlo con me. Non è facile parlare di certe cose con tutti. Molti non capiscono la sofferenza che abbiamo provato io e la mia famiglia. E molti addirittura pensano che forse io non dovrei soffrire neanche per una persona che non ho mai conosciuto. Però le azioni che sono state compiute contro i miei familiari sono troppo ingiuste e troppo insensate perché il dolore non rimanga. Poi, se penso che c'è ancora gente che fa certe discriminazioni, mi sento ancora peggio. La conosci? È una che se l'era con me. Sembra un po' soggetta. Davvero. Anche se è successo da molto non deve essere bello. Perché, poverina? Infatti non l'hai neanche conosciuto. È stupido stare male per qualcuno che non hai neanche mai visto. State scherzando? Perché dovremmo? A me sembra che le piace fare la vittima. Infatti, ce ne siamo accorti anche noi che l'abbiamo vista solo una volta da lontano. Immagina che allegria che metta che le sta sempre vicino. Che pensi? Secondo me vuole fare un po' la vittima. Non dovrebbe neanche dirlo che è ebrea. Perché? Che male c'è? Che male c'è? Deve smettere di farsi compatire, accettare la storia. Come fa ad accettare qualcosa che è insensato? Perché è insensato? I tedeschi la pensavano in un certo modo e gli italiani hanno fatto bene a seguirli. Cosa stai dicendo, Fabio? Capisci? Volevano che la nostra razza fosse pulita, elevando la razza e viva anche tutti gli individui che ne fanno parte. Forse non dovresti conoscere i miei amici, però. Dai, andiamocene. Piacere. Vedete, non c'è motivo di cambiare le cose, così come non si può cambiare il passato. Voi potrete anche non apprezzare ciò che ho fatto, ma come disse qualcuno, la mia verità può essere diversa dalla vostra. Vi ho detto il nome di tutti, ma non vi ho detto il mio, e forse è meglio che non lo conosciate. A quanto pare esistono davvero delle persone così stupide.